Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Fly Simulator e vabbè, ho visto i primi video diciamo del nuovo FS 2020, non so se riuscirò a resistere a non prendere il computer prima perché è qualcosa di incredibile ragazzi, cioè vabbè, faccio fatica a commentare perché non dormo più la notte praticamente raga, perché è il gioco definitivo. Vabbè, siamo qui a Melbourne, comunque tappa di oggi Melbourne Sydney che abbiamo già fatto, ma purtroppo è stata una mappa buggata che volavo con l'altri eventi, quelli professionali, e quindi la rifacciamo, sono le 6:50 di mattina, guardate qua la skyline di Melbourne, niente, stiamo caricando i bagagli, qua sta arrivando anche un volo, ce lo godiamo insieme, niente, Fly Simulator 2020 ragazzi, sarà veramente il nuovo gioco droga del millennio, cioè non puoi resistere a una prodezza del genere. Sotto tutti i punti di vista sembra incredibile, è chiaro che serve il computer, quindi forse me lo prendo prima e vaffanculo sinceramente, non posso aspettare, non ce la faccio raga, non ce la faccio. Ok ragazzi, prepariamoci per il push and cazzo. Sono 380 miglia. Che poi raga su FS 2020 avremo gli aerei diciamo di default, ma sono praticamente aerei fatti come quelli super, quindi cioè c'è anche da imparare tutto quanto, perché comunque voglio giocare a un realismo decente, non dico super perché sennò non arriviamo mai da nessuna parte, però anche perché però vabbè insomma faccio fatica a commentare dalla voglia che ho di giocare a quel gioco, cioè, anzi quel simulatore, devo essere corretti. Vabbè, vedremo cosa fare, raga, se prenderlo prima o meno. Eccolo qua. Eyman ci dà questo è Poleman, lo sapete. Ok, apriamo i motori. Accendiamo i motori. Ok. Release parking brakes. Cioè, un attimo, provo un attimo a avere anche il motore 2 un attimo più decente. Ok. Incomincia il rollaggio Kumendiero. Guardatelo, ma cosa c'è di più bello di quest'uomo? Cioè, io non so se il prossimo fly sarà fatto troppo, cioè, sarà fatto diverso, sicuramente meglio, ma questo è perfetto, ragazzi, l'impersonificatore della perfezione. Ok. Cioè, è dura giocare, cioè, gioco perché vuole giocare a Fly, però sapere che c'è qualcuno che sta già giocando la versione, diciamo, completa è difficile. Veramente stupendo, ma poi più che altro, cioè, a parte la grafica, ma quello che cioè, tu apri il menu e hai tutto il mondo con tutti gli aeroporti del mondo, quindi è che è più facile fare se tipo non so, voglio fare una rotta particolare e tutto, posso anche scoprire aeroporti che magari non conosco, cioè è qualcosa di devastante, ragazzi. È qualcosa che non si può spiegare per chi è appassionato. Set parking brake. Ciao. Ma io dico quest'uomo, la cosa più bella di quest'uomo sono le mani ragazzi, io voglio delle mani così un giorno. Madonna. Ok.
Hai disconnesso. Ciao caro. Left is clear, right is clear. Ok, ciao. Saluto vabbè, Romano. Ok, grazie caro. Ai ai ai. Ok. Doveva fare il viratone. Ok. Beh, diciamo che la pista è anche vicina per fortuna, mi sembra. Ok. Mettiamo anche un po' perché sennò arriviamo domani alla pista. Ok. Melbourne Tower, 1-274, ready for IFR departure, runway 27. 1-274, clear for Ok. takeoff, runway 27. Clear for takeoff, runway 27. 1-274. Benissimo. Ok raga, direi che possiamo andare. Salutiamo Melbourne Center. E andiamo. Ok. Ok. Perfetto. Ok. Molto buono. Melbourne departure, 1-274, is at 2,100, climbing 7,000. 1-274, Melbourne departure, roger, altimeter 3003. Ok, G4 a 45. Climb and maintain 7,000.
2 orette di volo. Per 170. Ok. E là sta salendo il sole, alba cumendiana qui in Australia. Dai, 3 orette di volo ci stanno. Guardate lo spettacolo, e non sarà e non è niente confronto a quello che vedremo tra un po'. In realtà da un'ora di volo effettivo, ma tra atterraggio e tutto si arrotonda a 2. Ok. Traffico ne abbiamo, Ok, perfetto. Ok raga, siamo alla quota crociera 280, tutto regolare, godo. La discesa e vedo delle nuvole non simpatiche, strano, incredibile, anche in Australia, che bello. Scegliamo 1.5, dato l'avvicinamento, allora LS runway 25. C'è traffico anche? Ok, perfetto, mamma mia che tempo di merda. Facciamo a settare qua. La nostra radiolina, la frequenza 109,70. Allora ok, allora 109,70 la frequenza. Aspetta un attimo, ecco che mi hanno dato anche la pista più opposta dell'aeroporto, porca troia. 109,70 NAV1, 109,70 Prua 241. Prua 241. Giriamo la manopolina. Ok. Perfetto. Ciao. Ok, siamo in una bella discesa. Devo scendere 150, adesso qua praticamente l'aeroporto, la pista è qua. Quindi devo circumnavigare l'aeroporto, che bello. Raga, ormai ci siamo, 28 miglia. Siamo pronti ad atterrare a Sydney Center. Volo regolarissimo, il tempo dai sembra tenere. E questo è già qualcosa, insomma. Adesso tra un po' deve darmi il finale. L'avvicinamento finale, lo stiamo aspettando. Vediamo se me lo dà. Dai vecchio, su. Eccola qua la pista, vediamo. Ecco, sì, questa è. Ci vuole ancora un pochino, sì.
perché comunque l'avvicinamento, prima di darmi l'avvicinamento finale devo ancora fare un bel po' di metri, anzi di chilometri, scusate. Il Cume ormai sta pensando esclusivamente a FS 2020, ormai anche la casa non conta più nulla, nulla conta più, solo fai qua. Allora sinistra 2 Pro 270, ok, quota 3000 e ci siamo. C'ho un altro vicinissimo, ma che spoccio, che palle. Qualcuno andrà in go around, sicuro. Oh, questo però è in 34R, ok. Mamma mia che trafficata, ragazzi. C'è un leggero traffico. Ok. Ok, raga. Manca pochissimo ormai, ci siamo. Mi prendo come sempre un po' avanti, dopo chiaro che con il nuovo Fly le checklist, le varie fasi saranno perfette, perché così devi fare, se sono automatiche fatte da me saranno automatiche, quindi le licenze poetiche comendiane un po' finiranno, ma io le creerò lo stesso, ragazzi, ve lo prometto. Adesso aspettiamo che lui si deve collegare e entrare in allineamento con la pista 25 e poi vabbè, tutte le solite cose. Siamo pronti al dominio. Ok, ci stiamo avvicinando. Ci stiamo allineando alla pista 25. Ok. Molto bene. L'aeroporto gigantesco è quello di Sydney. Ok. Perfetto. Adesso non solo aspettare il sentiero di discesa e dopo l'ultimo atterraggio a Santorini con questo, diciamo, strumentale, pretendo il touchdown comendiano. Purtroppo l'avevamo già fatta questa rotta, ma non sono riuscito, cioè praticamente mi sono fermato a 3/4 di video per problemi che non ricordo, quindi sembrava giusto riportarlo. Eccoci qua. Perfetto Beppe. Very good. Vediamo in lontananza, qui verso destra, la meravigliosa Sydney. Vedo la pista, la vedo già le lucine e si gode a manetta. Siamo partiti all'alba. Ah, questo deve partire, ok, buono. To Hobart. Sì, ma vecchio, parti però perché io sto arrivando, ma puttana miseria, ma
Ma guarda che roba. Ok ragazzi, ci siamo. Stiamo arrivando a Sydney Center. Parecchio traffico. Aeroporto di Fly Tampa, mi sembra quello del... Sì, deve essere Fly Tampa l'aeroporto, nel senso chi l'ha creato. Qualcuno è in attesa anche di partire. Eccolo qua. Fa un po' fatica ovviamente. Sappiamo che Fly è ottimizzato benissimo. Ok. Perfetto. Ok. Un touchdown discreto. Ok. Ce l'avevo fatta. E basta, ho capito. Buono. Così facciamo partire l'altro aereo. E siamo arrivati. Request a gate. Ok. Andiamo di progressivo. E parcheggiamo il nostro bestione. Mamma mia quanti aerei che ci sono. Potevo mettere un traffico un po' più limitato, cazzo. C'è veramente tanto traffico. Ok. Purtroppo il traffico ti fa perdere parecchio a livello di prestazioni, a volte più ancora della grafica, ragazzi. Ok, altri aerei stanno partendo. Ok. Ok, abbiamo anche un parcheggio semplice. Vabbè, lo vuole qua, lo mettiamo qua.
Ok. Buono raga, saluto il commendone veneziano, adesso procediamo con lo scarico passeggeri e bagagli, mi hanno messo in una zona un po' così, forse non so se ho parcheggiato bene, ma va bene, insomma io l'ho parcheggiata, adesso sono cazzi suoi sinceramente. Vabbè, qua è pieno di aerei che stanno rullando e siamo arrivati a Sydney raga, un saluto dal commendone veneziano, ciao!